Scienza e prassi alla luce delle recenti novità formative e giurisprudenziali, e questo è il tema dell'incontro formativo organizzato dal Consiglio dei Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, discuterà e approfondirà i temi relativi ai beni culturali e al ruolo del notaio. Si svolgerà il prossimo 1 luglio presso il Museo Archeologico di Agrigento. Introdurrà i lavori il sindaco della città Miccichè, che porterà il suo saluto, il prefetto di Agrigento Romano, quindi il presidente del Consiglio Notarile dei distretti di Agrigento e Sciacca e vicepresidente del Comitato Regionale Notarile Siciliano, il notaio Claudia Cucciardo. Altro momento importante di questa mostra, di cui appunto costituisce un'attività collaterale, è il convegno che si terrà sabato 1 luglio presso la Sala Zeus dello stesso museo archeologico, ed ha per oggetto un tema molto importante oggi di grande attualità, che è il ruolo dei notai nella tutela ma anche nella valorizzazione dei beni culturali. Quindi non solo il notaio interviene nel trasferimento dei beni culturali, cosa che insomma è abbastanza scontata, ma in una prospettiva evolutiva interviene anche nella valorizzazione dei beni culturali, per cui il notaio è quel soggetto che elabora degli strumenti giuridici, delle clausole che sono articolate, che mirano, quando oggetto del contratto sia un bene mobile, immobile, culturale, mirano a realizzare efficientemente non solo il trasferimento ma la protezione di questo bene. In questo convegno si parlerà in una prospettiva evolutiva del mercato dell'arte e delle proposte che il notariato ha elaborato nell'ambito di un grande e molto partecipato convegno che si è tenuto a dicembre dello scorso anno. Il notariato ha lanciato delle proposte per il mercato dell'arte. Queste proposte sono le seguenti: innanzitutto la riduzione dell'IVA sul trasferimento dei beni culturali. L'IVA attualmente in Italia è del 20%, mentre invece in Europa le aliquote sono molto più basse. La proposta del notariato è portare questa aliquota dal 20 al 10%. Questo renderebbe il mercato dell'arte più fluido, ma anche più trasparente, più tracciato e comunque più conveniente per tutti gli operatori del settore. Chiunque voglia investire nell'arte avrebbe uno stimolo maggiore. Altra proposta del notariato è invece la certificazione di autenticità delle opere d'arte. Per chi non lo sapesse, non esiste una vera e propria certificazione di autenticità, o meglio, questa certificazione di autenticità si basa su prassi consolidate, ma che sono sempre diverse in base alle varie gallerie o alle varie case d'aste, mentre invece manca un soggetto preciso con delle competenze precise che può certificare l'autenticità di queste opere d'arte. Questo soggetto potrebbe essere il notaio che si avvale di un sistema di blockchain, cioè di registri che possono tracciare tutti i passaggi e tutti i trasferimenti delle opere d'arte. Il notaio avrebbe così la possibilità di certificare l'autenticità delle opere d'arte e di tracciarne tutti i passaggi. Questo renderebbe veramente il mercato trasparente, non più affetto da una opacità sistemica, e consentirebbe anche i controlli di cui i notai sono molto attenti, che sono i controlli antiriciclaggio. Quindi si traccerebbe la personalità o insomma anche reddituale dell'investitore. Altre proposte, lo dico velocemente, sono la digitalizzazione dei beni culturali pubblici attraverso la creazione di un inventario, cioè creare le opere pubbliche, creare nelle opere pubbliche un'identità digitale come lo SPID per le persone fisiche, così le opere pubbliche potrebbero avere un'identità digitale e quindi poter essere tra virgolette sfruttate commercialmente senza alcun abuso. In questo lo Stato e gli enti pubblici in generale potrebbero trarre profitto. Altra proposta, l'ultima in ordine di tempo, è quella del potenziamento dell'arte bonus. L'arte bonus è un credito fiscale pari al 65% che oggi esiste, è in vigore. Tuttavia il notariato vorrebbe potenziarlo questo credito, cioè come? Attraverso la tokenizzazione di questo credito fiscale, quindi la frammentazione, la sua commercializzazione frammentata attraverso però i registri blockchain. Questi crediti fiscali sarebbero repperibili non solo dagli investitori italiani ma anche dagli investitori stranieri che non avendo redditi in Italia non potrebbero fruire del credito fiscale.